Salve a tutti e benvenuti a Soundtrack City e salve al mio caro amico Marco Testoni. Ciao Marco. Ciao Massimo Privitera, oggi conduci te, dai. Sì, vado. Allora, oggi parliamo di Soundtrack City Fest, giunto alla seconda edizione, dopo un primo anno, una prima edizione spumeggiante, festival all'interno del Parco Labia di Roma. E di che cosa tratta il Soundtrack City Fest? Tratta di musica per l'immagine e di libri dedicati comunque sempre alla musica applicata alle immagini. Quest'anno devo dire che hai anche, come l'anno scorso, un bel parterre di protagonisti, ma questo festival si divide equamente in presentazione di libri e concerti dal vivo. Da questo aureo trio, chi è questo aureo trio, mio caro amico Testoni? Che lo compone? Aureo Trio è un trio che ormai abbiamo sui 5 anni di attività, con Sabrina Zunnui voce, Tiziano Natale chitarre e il sottoscritto percussioni e quant'altro. Bene, senti, allora intanto partiamo da tutto quello che è l'aspetto musica dal vivo, perché ovviamente ogni presentazione del libro è poi abbinata alla parte concertistica. Allora, intanto si inizia il 27 luglio col primo concerto, cinema e canzone d'autore. Raccontaci un po' questo viaggio cinematografico e musicale nella canzone d'autore per il cinema. Guarda, allora è semplice, questi due concerti che faremo hanno due temi, quindi noi reinterpretiamo dei brani che in qualche modo, delle canzoni, quasi tutte, che sono inserite all'interno di film sia nazionali che internazionali. Nel Bene. caso dei cantautori, beh, insomma, lì peschiamo bene perché non si parla solo di cantautori italiani, che pure ci mettiamo dentro, perché ad esempio parliamo di Lucio Dalla, su Borotalco, Pino Daniele, pensavo fosse Amore invece era un Calesse, il Connubio contro Isa e via dicendo. Ma ci sono anche brani storici di film e autori internazionali. Sto parlando di The Band, che sono i protagonisti assoluti dell'ultimo concerto appunto che loro eseguono e che Martin Scorsese filma, The Last Waltz. E poi il Gioco del Falco, perché te lo ricordi che ha fatto la canzone originale ma anche la colonna sonora? Dai, dillo te. Allora, il pezzo era cantato da David Bowie, se non erro. E Sì, suonato da... da Pat Metini. esatto. E chi se lo dimentica? Chi se lo dimentica? Quindi andatevelo ad ascoltare. Ma c'è anche l'altro concerto, è quello del 3 agosto, sempre ore 21, che si chiama Cinema e Canzone Romana. E qui mi cadi a fagiolo. Perché la canzone romana nel cinema? Di canzoni romane all'interno di film ce ne sono tante, sono sempre state tante, al di là che siano originali o invece edite. Perché era da una vita che con gli Aureo volevamo fare un discorso di questo genere, perché sembra strano, ma la canzone romana non è battuta molto dai musicisti romani, come ad esempio invece la canzone napoletana per i musicisti napoletani. Invece ha un repertorio fantastico. Io faccio un esempio da Petrolini a Romolo Balzani. Romolo Balzani ha fatto uno dei brani Serenata del Paradiso che è meraviglioso. Ne esiste un'interpretazione di Tosca poi meravigliosa. Ecco, se negli anni 70 c'erano i Lando Fiorini, gli Alvaro Amici, eccetera, eccetera, adesso è rimasta Tosca, è rimasta di tanto in tanto l'orchestraccia. Poi sappi che ad esempio io ho avuto la fortuna di suonare per tanto tempo con Edoardo De Angelis, cantautore, non il regista ovviamente, e che è autore di Lella, te la ricordi Lella quella ricca? E mi sono reso conto, suonandolo nelle piazze di tutta Italia con lui, di quanto questa canzone è conosciuta da tutti quanti e peraltro viene considerato un traditional, invece è un pezzo degli anni 70, quindi di canzone romana ce n'è tanta. Lo abbiamo cercato di interpretare in maniera un po', come posso dire, rinnovata, con degli accompagnamenti anche, diciamo così, abbastanza particolari e probabilmente anche un po' raffinati. Ci è piaciuto talmente tanto che usciremo con un disco il prossimo anno proprio sulla canzone romana. L'unica cosa che vi devo dire è che abbiamo messo dentro anche un brano che non è esattamente romano, perché potremmo dire che è ciociaro, che è Viva Sant'Eusebio, lo conoscete, no? Vabbè. Grazie a ricevuto, perché è veramente spassoso suonarlo, ascoltarlo in questa calata
Ciociara che all'epoca ci metteva dentro Nino Manfredi, insomma divertentissimo. Quindi dovete portare i fazzoletti, perché intanto ci sono dei pezzi che sono strappalacrime e altri che vi faranno sbellicare delle risate, quindi a quel punto la doppia funzione, una per asciugarsi le lacrime dalle risa e del pianto. Bene, bene. Senti, ma comunque Soundtrack City Fest alla sua seconda edizione, torniamo a ribadirlo, in Parco Labia a Roma, non vive di soli concerti di musica dal vivo, ma anche di presentazione dei libri come la scorsa edizione, che tanto mi ospitò, me lo ricordo ancora e ti ringrazio. Quest'anno c'è, allora, iniziamo intanto dal 28 luglio con Eugenio Tassitano e Storie di musica al cinema, di cui noi abbiamo anche ampiamente parlato in alcune puntate di Soundtrack City, e di cui vediamo un contributo della presentazione proprio da parte di Eugenio Tassitano di questo suo libro. Cari amici, sono Eugenio Tassitano e sono qui per invitarvi al Soundtrack City Fest che si terrà a Roma al Parco Labia. Al festival, domenica 28 luglio alle ore 21, presenterò il mio ultimo libro. Eccolo qua, Storie di musica al cinema, dizionario dei grandi film sulla musica, pubblicato da Arcana. Il mio libro parla di film che raccontano storie che mettono al centro la musica e i protagonisti sono musicisti o persone che fanno parte del mondo della musica. Parleremo di film molto amati dal pubblico, come Amadeus, Elvis, Il fantasma del palcoscenico, School of Rock, film biografici su musicisti realmente esistiti e film di pura invenzione. Ovviamente parleremo anche di film meno conosciuti che meritano di essere riscoperti. Insomma, faremo una bella chiacchierata sulle cose che amiamo di più, la musica e il cinema. Vi aspetto il 28 luglio al Parco Labia. A presto! Ringraziamo Eugenio Tassitano per aver presentato il suo libro Storie di musica al cinema. Ricordiamo anche la data, Storie di musica al cinema, 28 luglio, ore 21. Ora però dobbiamo andare a parlare dell'altra presentazione che avverrà il 4 agosto, sempre alle 21, con Anna Rollando, nostra cara amica, come Eugenio, d'altronde, di cui abbiamo parlato di questo suo libro Alto suo tempo debito, che era Le invisibili e appassionate signore della musica, che anche in questo caso abbiamo il contributo di Anna Rollando che ce lo racconta. Ciao a tutti. Torna il Soundtrack City Fest 27 e 28 luglio e 3 e 4 agosto al Parco Labia alle ore 21. Il 4 agosto ci sono io con il mio libro Le invisibili signore della musica, nel quale vi racconto le donne e la musica che ci sono state sempre nel tempo, ma che spesso la storia ha voluto dimenticare. Pensate ad esempio che negli oltre 91 anni dall'istituzione del premio Oscar, solo 3 donne sono state premiate per la colonna sonora. L'ultima è stata, in ordine cronologico, Hildur Guðnadóttir nel 2020, che ha vinto l'Oscar alla colonna sonora per la colonna sonora del film The Joker. Di questo e di molto molto altro parleremo insieme il 4 agosto alle ore 21 al Soundtrack City Fest al Parco Labia. Vi aspettiamo. Anche qui ringraziamo Anna Rollando per averci raccontato il suo libro e ribadisco ancora domenica 4 agosto ore 21 Parco Labia Roma. Anzi, Marco, raccontaci perché questa location, come la scorsa edizione, in via Gianna Pederzini, giusto? Sì, allora, il Parco Labia è a Montesacro, un quartiere di Roma, per intenderci Roma Nord, e qui chi è di Roma comincerà a dire ah no, Roma Sud, Roma Nord, i Pariolini e via dicendo. No, niente di tutto questo. È già il secondo anno che stiamo sempre all'interno di questo parco. Ci ospita l'estate romana, che dai tempi di Renato Nicolini, il personaggio di cui ho fatto un libro, che inventò l'estate romana. A Roma, insomma, i vari parchi e le varie piazze pullulano di festival, manifestazioni un po' di tutti i tipi. Noi siamo appunto al Parco Labia all'interno di una rassegna che si chiama Il Cinema Altrove, che dura tutto il mese, peraltro con altri film vecchi e nuovi da vedere, è un'arena a tutti gli effetti, e quindi vi aspettiamo lì, è un posto fresco, quindi d'estate è accogliente, ci sono degli stand per cui potete anche sorseggiare qualche cosa, quindi venite, uscite da casa.
Bravi, soprattutto la sera che c'è fresco e viene da rinfrescare con un po' di cultura che non fa mai male, quindi musica dal vivo, presentazioni libri, cinema e immagini, quindi Soundtrack City Fest, seconda edizione, l'ultimo weekend di luglio e il primo weekend di agosto, quindi 27-28 luglio, 3-4 agosto, ore 21. Ci vediamo lì, ciao!